Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Tempus ades gratiae, quod optamus, carmina laetitie, devotere damus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Deus homostatus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Ezechiel porta clausa per transitur, unde lux exhorta salus invenitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Et nostra transfiro salate illustro, nell'elica Domino salus regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Turku è una città situata nella Finlandia sud-occidentale, ai margini della freddissima foce del fiume Aurajoki. Alla cattedrale della città, che si trova sulla riva del fiume, era un tempo annessa una scuola, cioè una scuola cattedrale, una di quelle istituzioni religiose che nel Medioevo formarono i futuri preti. Questa scuola oggi non esiste più, anche se sulla base di questa scuola è stata fondata la prima università della Finlandia, l'Accademia Reale di Turku. Nel XVI secolo, un sacerdote che insegnava nella scuola cattedrale di Turku ha raccolto per i suoi studenti una serie di motivi che venivano cantati dagli antichi vescovi nella penombra delle chiese medievali, sparse in tutti gli angoli dell'Europa centro-settentrionale. Per comodità li ha riuniti in una collezione intitolata Devote canzoni ecclesiastiche e scolastiche degli antichi vescovi. Sono le Pie Canciones. Dalle Pie Canciones, siccome sono canzoni fatte di neve, sono state tratte diverse canzoni natalizie. Alcune di queste, come i Dolci Giubilo, hanno superato la fama della raccolta da cui provengono. Altre, come il Gaudete, che abbiamo appena cantato, mantengono il loro fascino di gioielli antichi e misteriosi. Ringraziamo Luca per averci edotti sulle origini del Gaudete e proseguiamo col nostro programma. Continuiamo in un certo senso a gaudere e infatti veniamo a quello che è considerato l'inno internazionale degli studenti universitari, vero? Sì, e come saprete il Gaudeamus è l'unico canto che per forza deve entrare in tutti i repertori dei cori universitari. E questa sera ne avremo anche fatto a meno, avendo il repertorio natalizio. Ma abbiamo detto, facciamolo lo stesso, ma in maniera un po' più arricchente, più stimolante, diamogli un sapore nuovo, un sapore magnifico. Esatto, ciò detto, gentile pubblico, questa sera il Gaudeamus sarà diretto da un maestro d'eccezione. Signore e signore, porgiamo la bacchetta al nostro magnifico direttore. Ha detto? Felice. Detto. Spero che siate un po' invariati al maestro. Perché io dorso solo poi voglio vedere il Senato. Gaudeamus igitur, iuve estum sumus. Gaudeamus igitur, iuve estum sumus. Ostium cunda juventutem
e questo canto sentirete ha un credi divino di celestiale. Infatti furono degli angeli a cantarli per la prima volta. Si parla del lontano 1328. Il gioioso canto di questi angeli fu udito da un mistico tedesco, tal Heinrich Solzer, che preso per mano dalle creature celesti si unì a loro in una danza di adorazione. Solzer trascrisse poi il testo in un misto maccheronico di tedesco medievale e latino. Con queste premesse l'inno non poteva certo essere destinato all'ombra e all'oblio. Nei secoli successivi fece la sua comparsa in diversi manoscritti e raccolte di inni, tra cui le già citate Pie Canciones. Del testo esistono diverse versioni in più lingue. Parrebbe che lo stesso Martin Lutero abbia messo mano al testo tedesco nel 1545. Anche gli adattamenti musicali sono stati molteplici finché nel XVIII secolo la melodia dell'antico inno capitò tra le magnifiche mani Sebastian attivata la versione che canteremo per voi questa sera. E del canto eseguiremo soltanto la prima strofa ripetendola 2 volte. La prima volta sarà cantata dai soprani e la seconda da tutto il coro. Canteremo 2 volte la stessa strofa non perché non avevamo alcuna intenzione di fare anche la seconda, ma perché così potremo apprezzare prima la melodia cinquecentesca cantata dai soprani e poi l'armonizzazione corale che fece Bach. Bene. Si trattava di un canto natalizio di Questua, legato alle tradizioni popolari. In corteo, i giovani del paese andavano di casa in casa, portando il loro augurio col canto e ricevendo in cambio qualcosa da bere o da mangiare. Si trattava di uno scambio rituale che in sé riassumeva il sentimento di appartenenza alla stessa comunità e il valore della reciprocità del dono.
Il canto narra della notte di Natale e comincia con queste parole: O stai mia tens, o stai mia sinti, adorazione che usai da lì. Guarda. Mentre le Poète è un canto francese, composto secondo alcuni 300, secondo altri addirittura 600 anni fa, è uno dei più antichi brani di Natale che siano arrivati fino a noi. Il testo completo prevede la presentazione di 5 immagini, da svolgersi lentamente su una musica flebile e notturna. Ciascuna immagine si deve aprire e chiudere in un sussurro. Di queste canteremo oggi la prima e la terza. La prima immagine racconta del sonno di Gesù bambino, del suo giaciglio tra il bue e l'asino grigio e dei 100 angeli e 100 serafini che gli giravano intorno nel freddo cielo invernale. La terza immagine descrive il bambino mentre dorme tra i fiori in primavera, le rose e i gigli. Anche stavolta 100 angeli e 100 serafini gli girano intorno, percorrono la tensione degli accordi centrali fino al si dei soprani e di nuovo l'immagine si chiude.
mantice è uno strumento meccanico che produce un soffio d'aria. Nell'organo i mantici erano un tempo l'unica fonte di produzione del vento che faceva funzionare lo strumento. Il flusso costante d'aria era assicurato da un apposito addetto chiamato alzamantici, o nei casi più sfortunati dall'organista stesso. I grandi organi delle cattedrali invece erano alimentati da più mantici azionati da decine di alzamantici contemporaneamente. Uno dei mantici più sfortunati della storia della musica fu quello della cattedrale di San Nicola a Mariaptar in Austria, caduto vittima della voracità dei topi nell'autunno del 1818. Proprio in quel periodo, infatti, a Franz Gruber, il noto compositore austriaco, venne commissionato il suo brano più famoso, inserito oggi nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità dell'UNESCO. Siccome il brano sarebbe stato eseguito la sera della vigilia di Natale proprio in quella cattedrale, e siccome il mantice non poteva essere riparato in tempi brevi, Gruber musicò Stille Nacht per chitarra anziché per organo. Così il povero mantice venne miseramente escluso da quella storica esecuzione, nella fredda vigilia austriaca del 1818. Stille Nacht in tedesco significa notte silenziosa. Eseguiremo poi un altro famoso brano natalizio, Adeste Fideles. A differenza di Stille Nacht, le sue origini non sono molto chiare. Comunque il testo e la melodia vennero trascritte intorno al 1740 dal compositore e musicista britannico Sir John Francis Wade per un coro di una piccola città a nord della Francia, su pare un tema popolare irlandese. Il testo del canto fu scritto in parte da Wade e in parte successivamente da un vescovo teologo letterato francese con un nome troppo lungo perché lo possiamo ricordare adesso. Adeste Fideles, essendo un canto che parla un invito ad andare nella capanna dove è nato Gesù bambino per adorarlo, così per calarci nell'atmosfera bucolica rappresenteremo le pecore al pascolo e ci disporremo in modo variegato.
parte del coro. Allora aspetterà l'esecuzione di un brano natalizio famosissimo, White Christmas, portato a successo da Bing Crosby. Nel 1942 fu il singolo più venduto nel mondo della storia della musica. Fu scritto da Irving Berlin, noto compositore statunitense. Sembra che egli fosse ben consapevole del successo che questa canzone avrebbe riscosso. La mattina dopo averla scritta, infatti, corse in ufficio e disse alla sua segretaria: prendi la penna e prendi punti su questa canzone. Ho appena scritto la mia migliore canzone. Diavolo, ho appena scritto la migliore canzone che chiunque abbia mai scritto. Possiamo avere i nostri dubbi a riguardo, ma l'entusiasmo di Berlin è davvero molto commovente. La seconda canzone che sarà cantata dall'altra parte del coro è The First Noel, che è un brano originario della Cornovaglia, nato nel Medioevo da un autore anonimo e tramandato oralmente fino al 1823, anno di prima pubblicazione. Il titolo si può scrivere in due modi, in base al significato che si desidera dare al testo. The First Noel, scritto Noel, fa riferimento al termine Noel, che in francese antico è una variante di Nael, a sua volta derivante dal latino natalis, cioè della nascita, in riferimento alla parola giorno, quindi giorno della nascita. E nel Medioevo i bambini nati a Natale venivano tutti chiamati così. Invece Noel, scritto con la W, è una contrazione di Now Well, che è l'abbreviazione di Now is all well, cioè ora va tutto bene, e nella nostra versione la parola ha tutti e due i significati contemporaneamente. Quindi per perdonare sarà un po' di esattezza, non c'è correzione. Feels
è una delle tante versioni italiane di un canto tradizionale francese del XVIII secolo, Les Anges dans nos campagnes. Con questo inno gioioso e festoso vi salutiamo e anche questo brano verrà eseguito a mo' di pecorella al pastore, però il pastore deve avere il giusto. Questa è una melodia molto nota e se volete cantarla con noi va benissimo. Come direttore d'orchestra, rettore. Un rettore adesso. Un rettore di serio. E deve studiare. Come potete fare solo il becco? Mai sentito il becco di belare? Perché gaudiamo se solo per il allora, facciamo una cosa semplice. Carminali et tizie devotere damus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Deus homofotos est natura mirante, mundus renovatus est a Cristo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete.
per transitur, unde luxes horta salus invenitur. Gaudete